Abbiamo denunciato due imprenditori domiciliati in provincia di Treviso per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla gestione di una catena di negozi di abbigliamento. I due imprenditori denunciati hanno infatti portato al fallimento una catena di negozi multimarca che contava 20 dipendenti, 2 milioni di euro di fatturato e 11 punti vendita tra le province di Treviso, Trieste, Udine, Gorizia e Reggio Emilia. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno avuto origine dal fallimento della società dichiarato nel 2020 da parte del Tribunale di Treviso dopo che l'impresa era stata trasferita in provincia di Foggia al fine di far perdere le tracce nei luoghi in cui aveva le sedi. In base alle nostre ricostruzioni, la società era in stato di insolvenza già dal 2014, quando aveva accumulato debiti tributari e contributivi per circa 250.000 euro. Già allora gli imprenditori avrebbero dovuto ricorrere a uno degli strumenti legali di risoluzione della crisi aziendale. In 7 anni, cioè fino al 2020, il volume dei debiti era salito da 1,3 a 2,4 milioni di euro. In secondo luogo, ai due indagati viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per essersi impossessati di oltre 1 milione di euro di risorse finanziarie drenate dai conti dell'azienda fallita con tutta una serie di operazioni contabili che abbiamo ricostruito a seguito della delega di indagini dell'autorità giudiziaria di Treviso.